Ed eccoci qua al Paladante dopo il trionfo del Tristi, una partita che in realtà è stata combattuta fino all'ultimo. Abbiamo qui Giovanni Lanaro e contento, soddisfatto, come è stata la squadra durante questa partita secondo te? Beh, devo dire che tutto il primo tempo abbiamo dominato noi, infatti si è visto già dal risultato. Dopo buona parte dei 20 minuti del secondo tempo abbiamo dominato, però gli ultimi 5 minuti sono stati disattenti, infatti si è visto che abbiamo preso 2 gol alla fine. Sì, è cresciuta un po' la tensione alla fine, forse il calo dell'attenzione da parte vostra, qualcos'altro che magari stanchezza fisica? Sì, può essere anche la stanchezza fisica, infatti questa settimana abbiamo urtato tanto negli allenamenti, eravamo molto contenti e può essere anche per l'esperienza, visto che siamo tutti giovani, ci sta che abbiamo perso un po' la testa. Certo, adesso si guarda avanti, partite prossime che vi preoccupano, obiettivi del campionato prossimi? Beh, adesso settimana prossima siamo fermi per la Coppa Italia, dopo abbiamo il Tiene che sappiamo che è una squadra molto dura, più forte del campionato, però abbiamo visto che qua in casa siamo riusciti a tenere testa, infatti eravamo in vantaggio e obiettivi noi a inizio anno era la salvezza, però adesso abbiamo visto che siamo secondi e puntiamo più in alto possibile per classifica. Bravissimi, allora grande buona fortuna a tutta la squadra, grazie a Giovanni Lanaro.